Una notizia clamorosa ha appena scosso Napoli questa sera, e i tifosi del Napoli sono già in festa. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento elettrizzante sul nostro amato club, portando sempre le informazioni più fresche e di grande impatto direttamente dai retroscena. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenervi informati su ogni dettaglio che può influenzare il futuro della squadra. Prima di immergerci in questo tema pieno di aspettative, lasciate subito un like al video e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. L'argomento di oggi è motivo di grande celebrazione nello spogliatoio azzurro e tra tutti gli appassionati della nostra squadra. Sì, nei corridoi del Napoli è stato preparato qualcosa di davvero incredibile. E questa volta la sorpresa è stata ufficializzata dal club. Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Matteo Politano fino a giugno 2028. Un vero regalo per l'attaccante romano e per tutta la tifoseria. La notizia circolava già da settimane, ma adesso è stata confermata direttamente dal sito ufficiale del club, che ha sottolineato l'importanza di Politano come uno dei leader della rosa azzurra. Il giocatore, pedina fondamentale nelle ultime stagioni, ha deciso di prolungare il suo legame con il Napoli in comune accordo con la dirigenza, rafforzando la sua volontà di continuare a scrivere la storia allo stadio Diego Armando Maradona. Il comunicato ufficiale non ha lasciato dubbi sulla rilevanza del numero 21. Politano con noi fino al 2028. Nell'annuncio, il club ha ricordato i grandi momenti della sua avventura in maglia azzurra. Dall'esordio nel febbraio 2020, in una vittoria per 4-2 contro la Sampdoria, fino ai gol decisivi che hanno segnato il suo percorso. La sua prima rete è arrivata nel luglio dello stesso anno contro l'Udinese, garantendo 3 punti fondamentali. In Champions League, Politano ha brillato segnando nel settembre 2022 contro i Rangers a Ibrox, aprendo la strada a un'imponente vittoria per 3-0. I numeri confermano il suo peso all'interno del gruppo, fino ad ora. Politano ha collezionato 238 presenze, con 34 gol e 35 assist. Oltre a successi importanti, con il Napoli ha alzato 2 scudetti, sotto la guida di Luciano Spalletti e Antonio Conte. E anche una Coppa Italia conquistata con Gennaro Gattuso. L'attaccante si è consolidato non solo come un'arma offensiva, ma anche come un punto di riferimento tecnico ed emotivo nello spogliatoio. Molto amato sia dai tifosi che dai compagni di squadra. Questo rinnovo rappresenta più di una semplice estensione contrattuale. È un segno di fiducia reciproca tra club e giocatore. Politano ha dimostrato in campo impegno e qualità, e il Napoli ha risposto garantendo la sua permanenza fino al 2028. In un momento cruciale di ricostruzione e proiezione internazionale sotto la guida di Conte. Per i tifosi è un motivo d'orgoglio vedere un giocatore che indossa la maglia con tanta dedizione continuare a far parte dei piani futuri del club. E ora voglio sentire voi, tifosi azzurri, siete felici del rinnovo di Matteo Politano fino al 2028? Pensate che possa dare ancora di più nei prossimi anni con la maglia del Napoli? Lasciate la vostra opinione nei commenti, celebriamo insieme questa grande notizia. E naturalmente, se vi è piaciuto questo aggiornamento e volete supportare ancora di più il canale, non dimenticate di lasciare un super thanks, perché questo ci aiuta a continuare a portarvi le notizie più veloci e migliori sul nostro amato Napoli.